Bentrovati in diretta su Ore 7. In questo periodo si è parlato molto ovviamente di allerte meteo. È stato un inverno dalle fortissime nevicate. Anche ieri è stata emessa una nuova allerta meteo per oggi che riguarda un'allerta arancione per quanto riguarda il pericolo valanghe nelle zone di montagna ovviamente del Friuli Venezia Giulia. Poi si parla ovviamente anche di altri rischi, ma ci concentriamo su questi relativi alla montagna, anche perché poi ci sarà un altro weekend invece di bel tempo, un weekend dove di nuovo si potrà uscire, andare a fare qualche escursione in montagna, ma sempre tenendo conto però di questi rischi. Intanto buongiorno all'ospite di oggi con il quale parleremo appunto di questo, che è la guida alpina Guido Candolini. Grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Insomma, diciamo che a livello proprio nazionale risuona ancora, anzi sono ancora in corso le ricerche disperate, insomma, sul Monte Velino in Abruzzo con questa enorme valanga sotto la quale si stanno ancora cercando i dispersi. Nei giorni scorsi, insomma, ci si chiedeva ancora se continuarle o meno. Ecco, prima domanda che le faccio, ma il rischio valanghe riguarda solamente gli sci alpinisti? No, assolutamente. Così un po' scherzosamente, se si può parlare di scherzi, viene detto che la valanga non ha occhi e che non sa riconoscere lo sci alpinista dal ciaspista, da chi ci cammina sopra soltanto, o se questa persona addirittura è esperta o meno. Non ha queste capacità la valanga, anzi rischia di essere peggio, perché il peso che noi andiamo, ed è un dato tecnico questo, che noi andiamo a imprimere sul manto nevoso se siamo con le ciaspe o a piedi, è più puntuale, quindi entra più in profondità e può rompere quegli equilibri più facilmente rispetto a chi va con gli sci. Quindi è quasi un po' l'incontrario in realtà. Ecco, altro errore credo a questo punto che si compie è quello forse di pensare che il rischio valanghe sia collegato, e in questo senso mi riferivo agli sci alpinisti, solamente ad alcune zone impervie o più davvero di alta montagna a quote elevate. Non è così anche in questo caso? Purtroppo sì, perché l'idea di andare in posti sicuri, in posti tranquilli, è purtroppo troppo collegata con una conoscenza che potrebbe non essere correttamente approfondita o abbastanza così corposa. Non c'è un posto, il posto sicuro lo si può definire quando non c'è la neve, ma a questo punto cade il problema. E questo lo evidenzia bene anche il bollettino sicuramente ne accenneremo poi, che mette sì un grado di rischio da 1 a 5, ma 1 non vuol dire che è un libero tutti, che è un termine che va di moda in questo periodo, anche per quanto riguarda le valanghe, e che si può andare ovunque. In certi siti, che sono molto rari certamente, e magari ci vuole anche parecchio sovraccarico per rompere gli equilibri e far partire la valanga, però il rischio esiste. Quindi anche con rischio 1, che è il più basso, il rischio esiste. Quindi non c'è un posto dove non ci sia il rischio, oppure sia a fondovalle facendo il giro del lago di Cave, insomma, ecco. Per oggi è proprio previsto un nuovo aggiornamento del bollettino valanghe. Stavo guardando proprio quello che è l'ultimo dell'8 febbraio scorso. Allora, cosa fare anche pensando appunto a questo punto a un giro che magari così ingenuamente pensiamo semplice, poco pericoloso? Nel momento in cui vado in montagna, a che cosa devo pensare, come devo comportarmi, cosa devo leggere, cosa devo portare con me e se basta tutto questo? È difficile in pochi minuti riuscire a essere esaustivi, però sicuramente possiamo dare dei capisaldi. La prima cosa è certamente avere un'idea di dove si sta andando. Bene esserci andati anche d'estate e conoscere il posto. Conoscere il posto perché questo ci può far fare le scelte migliori, le scelte più giuste. Seguire lo stesso itinerario che si fa d'estate anche d'inverno non è necessariamente vero, quindi bisogna riuscire a capire quale sia la situazione. Quindi conoscere il posto, pianificare la gita a casa.
Per fare questo bene, oltre conoscendo il posto, bisogna raccogliere dei dati e la prima cosa da fare è appunto quella di leggere il bollettino. Leggere il bollettino, che non vuol dire guardare il numero e il colore e basta, ma leggere attentamente il commento. Le parole che sono scritte sotto sono anni di esperienza da parte dei previsori dell'Ufficio Neve e Valanghe, che riescono a sintetizzare bene, a rendere molto bene quale sia il rischio. E addirittura nella giornata di oggi c'è scritto che l'ultima riga, che sono sconsigliate le attività escursionistiche. In questo qui esattamente, se scendete ancora un po', condizioni sfavorevoli alle escursioni. Questo è un dato chiarissimo e non sempre viene scritto. Sicuramente con il rischio 4 non si esce. Questa che sia una buona regola di prudenza. E con il rischio 3 bisogna conoscere molto bene i problemi che le valanghe e come i meccanismi che regolano le valanghe e quindi saperli prevedere, poter dire coscienziosamente di essere prudenti. La prudenza è tanto collegata col sapere, con la conoscenza, non col non vado a rischiare per assioma. Sì. No, ecco, una cosa appunto che mi premeva sottolineare a questo punto è capire, non tutti però siamo in grado, cioè anche per leggere bene queste indicazioni, in sostanza sarebbe sempre bene magari pensare di prepararsi proprio anche a leggere un bollettino, quindi esistono dei corsi o esiste qualcuno a cui ci si può affidare? È lì che proprio volevo arrivare. Tutte queste informazioni che sono così possibili di errore, perché la non conoscenza non permette di fare le giuste valutazioni e le giuste scelte anche a priori, pur avendo tanti strumenti quali il bollettino, magari anche il dotarsi di un'arva necessario per andare anche con le ciaspole, è assolutamente indispensabile. Tutte queste cose devono essere però supportate da una conoscenza. E questa conoscenza la si può approfondire soltanto e solamente facendo dei corsi e facendosi un'esperienza nel tempo accompagnati da persone qualificate. Messaggio chiarissimo, grazie per questi caposaldi che ci ha dato, appunto sarebbe un discorso molto lungo da approfondire, ma intanto credo che abbiamo lanciato un messaggio insomma molto chiaro. Buona giornata a Guido Candolini, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi.